Abbiamo raccontato oggi di come il settore hospitality ha necessità di un nuovo livello di dati, di informazioni. Dati di riferimento non hanno rilevanza economica, sono solo dati Istat, hanno solo rilevanza in termini di presenze. La nostra missione è stata quella di costituire un nuovo livello di informazioni andando a correlare tassi di occupazione con prezzi medi applicati. Tutto questo ha creato le premesse di un'opportunità che è stata colta da diverse destinazioni del Veneto, che è poter avere un monitoraggio proprio delle performance economiche. Questo ha una duplice utilità: l'insieme di dati possono dare le informazioni che servono nelle logiche di Smart City, capire una città, una destinazione per ogni giorno, chi entra e chi esce dalla destinazione, monitorare il traffico, rilasciare queste informazioni a tutti i servizi connessi al settore hospitality, ma anche dare un orientamento per le politiche di investimento, che siano investimenti pubblici in termini di riqualificazione territoriale, ma soprattutto per le singole strutture capire il mercato nel loro contesto, come è cambiato, avere delle informazioni oggettive su quale prendere fiducia e coraggio per fare delle scelte di investimento e poter avere anche delle informazioni che riescano ad avvallare un business plan, un piano strategico.